Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Cafoncello di Treviso, la 22enne che era a bordo della due ruote guidata da Alessandro Munerato, 28 anni, per cui lo schianto frontale con la Golf guidata da un 34enne trevigiano è stato fatale. Forse un colpo di sonno all'origine dell'invasione di corsia sulla curva della Feltrina in direzione Pederobba. L'auto ha centrato in pieno la moto di due giovani, finendo così la loro corsa. Nessuna autopsia sul corpo del 28enne, mentre la procura, visionati gli atti depositati, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ai danni del 34enne alla guida dell'auto. Torna così prepotente nel dibattito la sicurezza della statale 348. Già abbondantemente nota alle cronache, la Feltrina è infatti un'arteria che per traffico massiccio di mezzi pesanti e automobili, nonché della velocità e alcuni incroci che lo stesso sindaco Turato appena un anno fa aveva definito killer, è teatro di numerosi incidenti, spesso con esiti mortali. E quello delle scorse ore ne è l'ennesima testimonianza.